Ucraina, la Russia ripiega nel nord e all'est, spiragli a Mariupol. Per i corridoi umanitari, elicotteri di Kiev colpiscono in territorio russo. Mosca, l'attacco peserà sui negoziati. Zelensky, i russi puntano al Donbass. Vertice UE-Cina, la presidente dell'Europarlamento a Kiev. Indiscrezioni sulla salute di Putin. Per una testata indipendente russa avrebbe un tumore alla tiroide, smentita del portavoce del Cremlino. In vigore il decreto russo per il pagamento di gas in rubli, ma per ora il metano continua ad arrivare in Europa. Il ministro Cingolani al TG1. Telefonata tra Draghi e il cancelliere tedesco Scholz. Putin non dividerà l'Europa su gas e sanzioni, la risposta sarà comune. Roma garante della pace. E da oggi in vigore le nuove regole sul Green Pass e le quarantene, confermato l'aumento dei contagi, richiamo al massimo della prudenza. Sostenere la cultura dell'Ucraina, così il ministro Franceschini al Consiglio d'Europa a Strasburgo. Kiev, siamo grati per la promessa italiana di ricostruire il teatro a Mariupol. Buongiorno dal TG1. In Ucraina ancora scontri sul campo, mentre a Kiev arriva la presidente dell'Europarlamento Metsola. Secondo i media di Mosca, elicotteri di Kiev avrebbero attaccato in territorio russo vicino a Kharkiv, colpendo un deposito di carburante. Ripresi i negoziati tra le parti. Partiamo allora dalla situazione nella capitale con l'inviata Stefania Battistini. Stefania.